Non poteva che essere uno dei temi più caldi alla festa dell'Unità di Messina. Il ponte sullo Stretto anima il dibattito interno al Partito Democratico e il palco in Piazza Duomo diventa il luogo del confronto. Deputati nazionali, sindacati, pro e contro di un'opera che potrebbe cambiare la città, ma sullo sfondo risuonano sempre le parole del deputato Antonello Cracolici. Cracolici ha detto quello che pensa in modo chiaro, ma noi in modo altrettanto chiaro il Partito Democratico ha espresso la sua linea, che è quella della nostra segretaria nazionale, che io più volte ho espresso nei miei interventi in aula, anche in sede di dichiarazione di voto sul no contrario fermo del Partito Democratico al decreto legge sul ponte, e poi a noi piacerebbe parlare anche delle ragioni perché diciamo no al ponte. Motivazioni che Barbagallo riconduce alle perplessità tecniche sulla costruzione del ponte, sulla copertura finanziaria che penalizzerebbe le infrastrutture siciliane, sino agli emolumenti per il consiglio d'amministrazione della società Stretto di Messina. Ma la risposta più secca a Cracolici è quella che arriva proprio dal Partito Democratico di Messina. Io credo che la posizione di Cracolici, in tutta onestà, non credo sia isolata. Probabilmente anche alcuni nostri iscritti di altre città magari la pensano come Cracolici, probabilmente non hanno approfondito il tema. Noi siamo disposti a confrontarci con l'onorevole Cracolici, a fargli vedere gli studi che noi abbiamo fatto, ma sono studi pubblici, noi abbiamo studiato tutte le carte e da lì insomma, emerge un dato oggettivo di impraticabilità dell'opera e poi lo porteremo magari a Messina a farsi un giro a Ganziri, a Torrefaro e fargli comprendere cosa significa piantare un pilastro di 400 metri, un ponte lungo 3,5 km in un territorio fortemente urbanizzato con grandi pregi naturalistici. Certamente non è una semplice strada come ha banalmente detto l'onorevole Cracolici. Vendita di alcol ai minori, assenza di licenze, sversamento illecito di oli esausti, cattivo stato di conservazione di alimenti. È un'operazione interforze ad ampia scala quella effettuata a Palermo che ha avuto come principale obiettivo la sicurezza nei luoghi della movida. Gli agenti di polizia, carabinieri, finanzieri, polizia municipale sono stati impegnati in decine di controlli in via Macheta e dintorni, nelle piazze Sant'Anna e Caracciolo e nella borgata marinara di Sferracavallo. Sono state identificate 64 persone, di cui 18 con precedenti. Nella zona dei Candelai è stato denunciato il titolare di un pub per somministrazioni di alcolici a minorenni con sanzioni per un valore complessivo di 4.000 euro. La Guardia di Finanza, nella zona di via Macheta, ha invece proceduto al controllo di 4 attività commerciali dove sono state identificate 6 persone. Nella zona della Vucciria, carabinieri e polizia municipale hanno effettuato verifiche su un pub, nel corso delle quali sono emerse gravi violazioni igienico-sanitarie. Il locale è stato sequestrato. Nella borgata marinara di Sferracavallo, la polizia infine ha effettuato controlli nei confronti di automobilisti anche attraverso l'utilizzo di alcol test ed etilometro. Sono state identificate 22 persone e controllati 9 veicoli. Oggi giornata di visite, ne approfittate? Certo, ci mancherebbe, anche perché sono stato un ex allievo della Marina Militare, quindi ho portato i miei figli a visitare un po' la nave della Marina. Sei curiosa di scoprire questa nave? Sì, molto. Cosa ti aspetti di trovare? Tante cose nuove. Una sosta logistica nel porto di Siracusa che diventa occasione per aprirla a tutti. Così questo fine settimana è stato possibile salire a bordo della nave Libeccio della Marina Militare. Per lei questa sosta ha un significato particolare, perché? Questa sosta ha un significato particolare perché ho assunto il comando alla fine di agosto e da comandante di una fregata è la prima volta che vengo a Siracusa, che è la città dove sono nato tanti anni fa. La fregata, lunga 123 metri, naviga nei nostri mari garantendo sicurezza. Più di 200 i membri dell'equipaggio impegnati nell'operazione Mediterraneo Sicuro. Presenza, sorveglianza, vigilanza marittima e prontezza di intervento sono gli obiettivi. Noi siamo partiti da La Spezia il 13 di ottobre con a bordo l'ammiraglio che ha il comando tattico dell'operazione Mediterraneo Sicuro e il suo staff, composto circa da 20 persone, dalla quale gestisce sostanzialmente a livello tattico tutti gli assetti che sono assegnati all'operazione. È una nave che ha i suoi anni, ma è una nave che ha fatto la storia della Marina, scorrendo tutte le operazioni e
delle attività a cui ha partecipato si ripercorre la storia degli ultimi quasi 40 anni del paese. Questa è l'ammiraglia della flotta impegnata nell'operazione, che comprende fino a 6 unità navali della Marina, sommergibili e aeromobili inclusi. Da qui si conduce la navigazione, si conducono le macchine, quindi si danno gli ordini per impostare le velocità e le rotte dal timone. La base della Libeccio è in Liguria, nel porto di La Spezia. Palermo, capitale dell'atletica per un giorno, circa 1400 atleti con alcuni campioni africani e un percorso partito da Mondello è arrivato sino a Piazza Castelnuovo per la 10ª edizione della International Half Marathon, la mezza maratona. Grandi atleti al via è uno spettacolo che ha avvolto le vie principali del capoluogo siciliano. La gara ha messo in palio 26 titoli italiani master individuali e 2 squadre di maratonina e ha visto ai nastri di partenza 1400 atleti in rappresentanza di 31 paesi al mondo. Ovviamente una domenica diversa per la città, che ha dovuto fronteggiare la chiusura di molte strade proprio per permettere il regolare svolgimento della manifestazione. Il traffico è andato in tilt in alcune zone del capoluogo. A vincere il keniano Kimeli, grande favorito. Al via della gara a Mondello c'era anche l'88enne Sebastiano Caldarella di Avola, iscritto nella categoria SM85, mentre tra le donne la meno giovane è stata l'81enne Irene Fiore. Uno spettacolo di sport e colori per Palermo. Il Catania torna a vincere al Massimino dopo più di un mese, domato il Taranto con un bel secondo tempo che ha fatto seguito a una prima frazione difficile. Tabiani ridisegna il Catania, complice anche l'assenza di Quaini, difesa 3 con Castellini, Curado e Mazzotta, Buà e Marsura sugli esterni con Ladinetti e Zammarini in mezzo, poi Chiricò, Bocic e Condi Carmine davanti. L'avvio è contratto, Chiricò è il primo a rendersi pericoloso ma i passaggi restano orizzontali con poco movimento senza palla. Il Taranto pensa a chiudersi e a ripartire. Al 20° arriva il primo tiro in porta su calcio piazzato, Chiricò costringe Vannucchi a deviare in angolo anche se la palla sembrava indirizzata fuori. Alla mezz'ora di Carmine riesce a stoppare bene su cross di Bois, il suo tiro però trova Vannucchi pronto. In avvio di ripresa si fa vivo il Taranto con Canutè che non riesce a indirizzare con forza in porta, facile per Betters. Il Catania ci prova sull'asse Zammarini Mazzotta di Carmine, l'attaccante si gira in area e tira con il pallone che si perde di poco al lato. Sarà per merito di questa occasione ben costruita ma gli etnei sembrano adesso più vogliosi di incidere sulla partita e infatti arriva il gol, frutto nuovamente di una bella azione con i braccetti che si inseriscono. In questo caso è Castellini che si propone il cross, Marsura fa la torre, di Carmine lì appostato nella posizione giusta e mette in rete. Quinto gol per l'attaccante toscano che va a festeggiare con la Nord. Prima del gol era entrato Rizzo, buono il suo impatto per Ladinetti, dopo la rete dentro Lorenzini per Bocic con Castellini che si sposta a sinistra. E ancora Catania che prima ci prova con Chiricò, bravo Vannucchi a deviare in angolo. Sugli sviluppi Curado arriva sul tocco di Lorenzini e di testa colpisce l'incrocio dei pali. Il Taranto ci prova con Cianci e soprattutto con Fiorani che tira a fil di palo. C'è qualche brivido nel finale ma anche l'occasionissima del 2-0 con l'ennesimo legno colpito questa volta da Dubickas su assist di Zanellato. Sembrava più facile metterla dentro che sbagliare ma alla fine sono tutti comunque contenti perché arrivano 3 punti pesantissimi in questo avvio di campionato. Se sarà svolta lo capiremo nelle prossime partite. Abbiamo giocato tanti minuti nella loro metà campo e bisogna sbagliare poco, quindi rischiare poco e cercare di sfruttare quelle situazioni che abbiamo avuto e poi alla fine è venuto il gol, abbiamo preso ancora 2 pali, penso che stiamo battendo i record della storia del calcio, siamo a 10 in 8 partite, quindi sono tanti, però sono contento, sono contento per i ragazzi perché hanno fatto una settimana che si meritavano questa soddisfazione. Negli ultimi minuti potevamo sicuramente gestire un po' meglio, però è anche vero che era una vittoria veramente importante, fondamentale per tutto quello che comunque abbiamo fatto in settimana. I ragazzi non è ipocrisia, è una vittoria che si meritano loro, che è tutta merito loro, perché sono quelle partite dove bisogna avere determinati attributi per riuscire a mantenere la calma e per avere la voglia di non andare un po' sotto ai primi errori che magari possiamo aver fatto. C'è tanto Giacomo Modica nel pareggio di Picerno. L'allenatore ha indovinato tutte le mosse, dalla scelta del modulo il 4-2-3-1 a specchio dei rossoblù a quella degli uomini con l'esordio dei giovani Salvo e Darini e l'arretramento di Cavallo.
Il Messina cresce, ha un'identità e ben si adatta alle assenze. Lo spirito di squadra e una buona condizione fisica riducono le distanze dagli avversari più strutturati, come è successo anche in Lucania, dove gli errori clamorosi sotto porta di Ragusa e Plescia, rispettivamente al tramonto del primo e del secondo tempo, avrebbero potuto cambiare la storia della gara. Il solito Fumagalli è rimediato alle conclusioni di Allegretti e Sant'Arcangelo. Molto contestato il rigore concesso al Messina e trasformato dall'ex Michele Mausso, criticato per i recenti 6 mesi a Picerno. Non sono il tipo di ragazzo che cerca queste cose, magari sono stato anche un po' bersagliato, ma ci sta. Sono contento per aver realizzato il rigore, che era importantissimo per noi, a prescindere sono un ragazzo tranquillo e voglio aiutare la squadra e i miei compagni a fare bene quest'annata, perché Messina è una città, una piazza che merita altri palcoscenici. Murano, 9 reti in altrettante giornate, ha messo alle spalle di Fumagalli l'unico pallone giocabile in area giallorossa, ma il Messina non è mai uscito dalla partita. Abbiamo fatto, secondo me, una grandissima prestazione, condita anche da ottime giocate, ottima qualità. Magari ci è mancato quel pizzico in più a noi, non perché sono di parte, ma meritavamo la vittoria. Giovedì prossimo turno infrasettimanale al Francoscoglio contro il Brindisi, con inizio alle 18:30. La sosta ha permesso di recuperare Francesco Di Mariano e Nicola Valente, che erano ai box già da settimane. Il Palermo, dopo più di 14 giorni, è pronto per tornare in campo e lo farà domani al Barbera contro lo Spezia. Infortunati recuperati, attacco al gran completo per consolidare il secondo posto e continuare a inseguire il Parma, che è primo. Non una gara semplice, la classifica inganna, lo Spezia retrocesso dalla Serie A è comunque una squadra di qualità. Valente e Di Mariano sono recuperati, ma si è fermato Koulibaly per un infortunio. Il tecnico Corini confermerà il collaudato 4-3-3 e ha qualche dubbio in difesa e a centrocampo. In avanti si andrà col tridente titolare, nonostante i recuperi importanti di Valente e Di Mariano. A destra c'è Insigne, al centro Brunori e sulla sinistra Di Francesco. A centrocampo Enigma Gomez, saranno titolari Henderson e Stulaz, in difesa Matteo a destra, Lucioni e Ceccaroni al centro. Dubbio invece sulla fascia sinistra. Lund è tornato dagli impegni con la nazionale statunitense e va valutato, così Corini potrebbe schierare Aurelio dal primo minuto. Prevendita che va a gonfie vele domani al Barbera, oltre 25.000 spettatori.